Big match al Grondona di Pontedecimo tra la vice capolista San Desiderio e una GV in fortissima ascesa nel girone D della seconda categoria. Orecchietesimo vale scrivia per l'incontro tra Rossignonese e Savignone per una giornata, la 13ª di campionato, che potrebbe per l'ennesima volta cambiare gerarchie e posizioni non solo in chiave primo posto ma anche in ottica playoff. Primi 10 minuti col Sande che costringe gli avversari nella propria metà campo, anche se è la GV ad avere la prima occasione del match col diagonale di Bacci Galupo che costringe Omodei alla parata in tuffo. La risposta ospite arriva subito, ma la volée di Gagliardi è sia troppo lontana dalla porta sia fuori portata da Bisoni, appostato sul secondo palo. Il bomber ex Masone deve però aspettare pochi minuti per esultare, perché al 18esimo una rimessa laterale di Filippone filtra in area di rigore, dove è inesorabile la girata da vero bomber del numero 9 ospite, che porta in vantaggio il San Desiderio a coronamento di una fase di gioco ad appannaggio della formazione allenata da mister Notari. Ma chi di rimessa laterale ferisce, di rimessa laterale perisce, perché passano solo i 2 giri d'orologio e in azione praticamente analoga a quella del vantaggio ospite la GV trova il repentino pareggio. Decisiva la torre di Bacci Galupo e l'amnesia difensiva del Sande, che si dimentica di un giocatore come Danovaro, mica uno qualunque, che sentitamente ringrazia e realizza il pareggio lampo dei padroni di casa. L'1-1 sgonfia il San Desiderio e mette le ali ai blu celesti, ali che sembrano essere sulla schiena di Lutero quando il numero 11 al 25esimo surclassa in velocità Gallo e dalla destra pennella in area, dove è imperiosa l'incornata di un Danovaro in versione ariete. Il numero 9 travolge Filippone e realizza sorpasso e doppietta personale, spostando vertiginosamente l'inerzia del match verso l'11 Polceverasco. La ripresa inizia con l'autoammonizione di un Masotti in versione Rino Gattuso e prosegue al quarto minuto con lo schema su punizioni che porta al pareggio San Desiderio. Splendidi interpreti della geometria partorita dalla lavagnetta di Notari sono Gilardi, Poggi ed Elia, con quest'ultimo a postulare con un tocco in diagonale un teorema che nel calcio dice triangolo isoscele dentro l'area uguale gol. All'esecuzione di questo dettame però i padroni di casa rispondono con la regola del primo tempo e come nella prima frazione ci mettono solo 2 minuti a segnare dopo i loro avversari. Bruzzese sfonda a sinistra e punta da Veri, il numero 2 cerca il pallone ma trova la gamba e allora dal dischetto Danovaro si porta a casa il pallone e i titoli di una gara che saranno comunque tutti dedicati a lui. Il Sande non ci sta e al 20esimo la punizione di Gallo trova Francesco Gilardi sul secondo palo, è però in fuorigioco Gagliardi il cui tapping finisce invano in rete vista la tempestiva chiamata di Gambaro di Genova. La gara si innervosisce soprattutto in casa San Desiderio e prima Gallo viene espulso per questa tirata ai capelli di Giannetti, poi Delia sfoga sulle recinzioni del Grondona il suo disappunto dopo la sostituzione chiamata dalla panchina. Ne approfitta subito la GV che in questa fase di sbandamento avversario mette ulteriormente la freccia verso il traguardo della partita. Bruzzese ancora lui trova il varco per premiare il taglio di Cipollaro. Il numero 7 trova un tracciante rasoterra chirurgico che buca Omodei per la quarta volta e ha il sapore della vittoria con 9 minuti di anticipo sulla fine del match. Peccato per l'esterno locale che la sua ottima prestazione venga rovinata dal rosso, che rimette in parità numerica le due formazioni. Sulla punizione conseguente prima Bisogni, poi Grea, infine Gagliardi provano a riaprire l'incontro. Sui primi 2 straordinario Lucchetti, sul colpo di testa dell'attaccante ospite la sfera esce di pochissimo a lato. Prima dei titoli di coda della gara, mentre anche la mascotte del Sande Sarracino abbandona il Grondona in segno di resa, da annotare anche l'espulsione per doppio giallo di Masotti. Poi è tempo di festeggiamenti per la GV che con questa vittoria si propone prepotentemente in chiave promozione diretta. Cade quindi il San Desiderio a Pontedecimo, ma attenzione perché cade anche la Rossiglionese a Roncoscrivia. Adesso è Mucchio Selvaggio in testa alla classifica.